qui, questo signore qua, lei è quello che penso. Se mi fa sentire la sua voce, perché lei ha un timbro di voce particolare. Sono io. Ciao Rosario. Ehi, come stai? Sto molto bene. Tu come... Signori, qui abbiamo una delle più belle voci, non dico d'Europa, del mondo. Mario Biondi, seduto qua. Scusate Mario, è una bestia tra l'altro, è una cosa in cui sei altissimo. Senti o no, perché noi siamo abituati a sentirti cantare, mi fai quella sua... Ti faccio la tua imitazione, lui canta così. In siciliano si fa stick you where you are. Com'è così? Take me out and let me down, hold me when I'm sad. Take my eyes and look around, take my ears and listen to the... Mario, tu devi venire con me. Con Tia, un ne vuoi? Che è catanese, vi rendete conto che canta l'inglese? Vieni con signori Mario Biondi! C'ha un microfono per Mario? Devo dire una cosa, siamo abituati a sentirti cantare splendidamente in inglese, però io ho sentito una cosa. Una volta stavamo cazzeggiando una volta in radio e io proprio gli dissi così: Mario, ma io a te non ti ho mai sentito cantare in italiano. Ho detto, proviamo, fammi una cosetta così. E mi fece un pezzo di Battisti, Prendila così. Io sono rimasto, per dirla in lingua inglese, amminchioloto. Cioè sono rimasto, vi giuro, emozionato, sono rimasto, non so come, ho detto, non è possibile. Se Battisti oggi fosse qui e sentisse questa tua, con il modo in cui canti, prendila così, ce l'avete presente? Prendila così, non possiamo farne andare. Però siccome sei troppo bravo, io ti voglio fare cantare con l'handicap. Cioè tu canti e io verso il finale della canzone farò un assolo jazz di tromba. Sei pronto? Allora prendila così. Si prova. Adesso rimarrete, voi amici a casa, rinnoverete l'abbonamento, cioè subito. È un amico, un mio amico. Signori, Mario Biondi in Prendila così. Prendila così, non possiamo farne un dramma. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei di donna. Certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare, forse è tardi e rincasare vuoi. No, che non vorrei, io sto bene in questo posto. No, che non vorrei, questa sera è ancora presto. Ma che sciocca sei a parlar di rughe, a parlar di vecchiezze. Meno bella certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, tu sai che io potrei purtroppo non essere più stato. Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esito
l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Prendila così. Mario Biondi. Mario Biondi! Mario Biondi! Sono sparato anche il falsetto stasera, Rosario, vai fuori. In italiano! Bravissimo! Mario, dimmi quella cosa del concerto che fate per l'Abruzzo. Quando è? Il 20, il giorno 20 di giugno sono per fortuna insieme ai grandi italiani. C'è Claudio Baglioni, c'è Renato Zero, c'è Pino Daniele. No, mi piace perché queste cose non le dobbiamo fare sempre insieme, mi piace tanto. Facciamo insieme, Sì, bravo, qualsiasi cosa dici di cantare fa. Signori, ancora un applauso a un grandissimo artista, una grande voce. E poi chi Stadio volesse, Olimpico comunque, giorno 20. e poi chi volesse venire a sentirti, c'hai pure So anche il mio concerto, sì, il 24 all'auditorium della eh, musica di Renzo Piano. A me neanche mi fanno entrare lì a quell'auditorium, mi fa, prego, forza, mi fanno così. Mario Biondi! Grazie Mario. Grandioso.